Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Ci sono 2 siciliani tra le 5 vittime della tragedia avvenuta a Brandizzo lungo la linea che collega Torino a Chivanno. Il dolore di Mattarella per una delle più gravi tragedie sul lavoro in Italia. Il sindacato reclama più sicurezza, controlli e formazione in tutta Italia. Violenza sessuale a Palermo, 3 dei legali dei giovani accusati dello stupro al Foro Italico rinunciano alla difesa. Restano in carcere 7 indagati, nuove denunce a Enna e a Catania. Un'altra tegola sulla SAC, già nella bufera per la gestione dell'incendio all'aeroporto Fontanarossa. L'autorità anticorruzione giudica non conforme alla legge il rifacimento della segnaletica dello scalo. Catania, lo scempio di Fondo Romeo, dove telecamere installate 3 anni fa per fronteggiare l'emergenza rifiuti non funzionano. Una nuova puntata della nostra inchiesta sulla spazzatura fuori controllo in città. Scuola, non mancano i problemi. Il nuovo anno scolastico riparte con la vecchia questione della carenza di organico. Entro il 2024 saranno tagliati 100 istituti. Calcio, numeri da record per la sfida al Massimino con il Crotone e domani si chiude anche il mercato con i rossoazzurri che potrebbero regalarsi altri 2 acquisti. Di nuovo buongiorno da Telecolor. Operai investiti e uccisi da un treno nel torinese, 2 sono siciliani, uno era di Marsala, l'altro di Messina. L'incidente è avvenuto all'alba mentre sostituivano alcune rotaie. Francesco Trioro. Stavano per iniziare la sostituzione di alcune rotaie quando sono stati travolti da un treno che viaggiava a 160 km/h. Sono morti così a Brandizzo nel torinese 5 operai di una ditta del Vercellese, la Sigifer. La tragedia, una delle più gravi sul lavoro a livello nazionale, è avvenuta intorno a mezzanotte sulla linea Torino-Milano ad 1 chilometro dalla stazione ferroviaria di Brandizzo. 2 delle vittime sono siciliane, si tratta di Kevin Laganà, 22 anni, originario di Messina, e Giuseppe Saverio Lombardo, 53 anni, originario di Marsala. Laganà si era trasferito da qualche anno in Piemonte, viveva a Vercelli. Dopo aver terminato la scuola aveva iniziato appena maggiorenne nel 2019 a lavorare proprio per la Sigifer di Borgo Vercelli, che si occupa di armamento ferroviario in tutta Italia. Era molto legato alla famiglia, soprattutto al fratello Antonino e al padre Massimo. Giuseppe Saverio Lombardo invece fino al 2001 ha vissuto in Sicilia, a Marsala, poi si era trasferito in Piemonte, a Vercelli. Qui aveva trovato lavoro proprio presso la Sigifer. Lombardo era sposato e lascia un figlio. Le altre vittime sono Michael Zanera, 34 anni di Vercelli, Giuseppe Sorvillo, 43 anni di Brandizzo e Giuseppe Aversa, 49 anni di Chivasso. Cordoglio è stato espresso dalla CISL di Palermo Trapani e da quella di Messina, che rilanciano l'appello ad un maggiore impegno sul fronte della sicurezza sul lavoro. È diventata una questione nazionale che riguarda tutti i settori. Bisogna fare in realtà qualcosa di molto più incisivo. Servono i controlli, serve la formazione. Sta diventando ormai una sorta di bollettino di guerra. Bisogna mettere in campo tutto quello che serve, perché chi esce per andare al lavoro deve poter tornare a casa. Siamo sconvolti e vicini alle famiglie dei 5 operai. E ora torniamo a occuparci della violenza di gruppo a Palermo. 3 dei legali dei giovani accusati dello stupro al Foro Italico rinunciano alla difesa. Sono state respinte tutte le richieste di scarcerazione degli imputati. Ed Enna e a Catania arrivano nuove denunce. Mario Viola. Ancora un avvocato difensore che lascia. Alessandro Musso, il legale di Cristian Maronia, abbandona la difesa dopo aver presentato l'istanza di scarcerazione. È venuto meno il rapporto di fiducia, avverte Musso, tanto che in udienza il diritto alla difesa è stato garantito dall'avvocato di un altro degli arrestati per lo stupro di gruppo del 7 luglio a Palermo. Per tutti e 7 imputati è stato adesso confermato il carcere, 3 la scorsa settimana, altri 3 negli ultimi 2 giorni, mentre per il minorenne scarcerato nei giorni precedenti è scattato il riarresto la scorsa settimana. Mentre procede l'iter giudiziario su questa vicenda, dalla comunità dove si trova la vittima di quello stupro continua a rispondere sui social a chi l'accusa di essere stata consenziente. Ma nel frattempo emergono decine di altre storie. Pendenti davanti alle forze dell'ordine ci sono numerose denunce di stupro, molte delle quali presentate negli ultimi mesi. Un fenomeno da comprendere. Sono in aumento le aggressioni sessuali alle donne o le ragazze hanno deciso adesso finalmente di denunciare? Una domanda prima di tutto di natura sociale e poi giudiziaria. Ma
Ma non c'è soltanto Palermo, storie di violenza sessuale arrivano anche dall'Ennese. La procura ha aperto un'inchiesta su un caso di presunta violenza commessa a Val Guarnera. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei magistrati, la vittima sarebbe una giovane di 17 anni che sarebbe stata abusata da un uomo. Una vicenda che si sarebbe consumata nelle scorse ore e giorni. A quanto pare la donna ne avrebbe discusso con la famiglia per poi presentare la sua denuncia. Poi c'è la vicenda di Sant'Agata di Battiati, dove l'abuso sarebbe stato commesso in famiglia, approfittando della fragilità emotiva di una ragazza abusata sin da quando era minorenne e che ora denuncia con l'aiuto di un'amica. Storie di degrado, storie di violenza, ma anche storie di una società che perde i suoi valori e forse anche di un crescente senso civico che induce finalmente le donne a denunciare. E adesso a Catania non finiscono i problemi per la SAC, la società che gestisce l'aeroporto Fontanarossa. Adesso l'ANAC, l'autorità anticorruzione, richiama per l'appunto la SAC e sostiene che il rifacimento della segnaletica dello scalo non sarebbe conforme alla normativa. Simona Mazzone. Un'altra tegola sulla testa della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, già nella bufera dopo l'incendio che questa estate ha mandato in tilt lo scalo con cancellazione di voli, trasferimenti e dirottamenti sugli altri aeroporti dell'isola, con conseguente stress e lamentele dei passeggeri. E poi la questione Trantino, il sindaco di Catania che chiede le dimissioni dei vertici SAC a causa di gravi inadempimenti per incapacità e approssimazione nel gestire l'emergenza. Ora a tutto questo si aggiunge l'ANAC, l'autorità anticorruzione che bacchetta la SAC. Non c'è più tempo, lo scalo rimedi entro 45 giorni. In ballo la gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di riqualifica della segnaletica airside e landside dello scalo per una durata di 36 mesi e per un importo di poco più di €1 milione, aggiudicata lo scorso 19 aprile. In sostanza l'autorità, come scrive in una nota pubblicata sul sito istituzionale, ha segnalato alcune irregolarità nella procedura della gara del 23 gennaio scorso, indetta dalla società aeroportuale. In cosa avrebbe sbagliato SAC? Intanto a definire l'appalto di servizi, visto che l'appalto riguarda lavori di segnaletica e non servizi appunto. E poi una clausola, fin troppo tecnica, su una dimostrazione delle attività espletate in ambito aeroportuale, un difetto di comprensione, insomma, nato dalla differenza tra servizi analoghi e servizi identici, cose ben diverse che bloccherebbero potenziali concorrenti. E continueremo ad occuparci dell'aeroporto di Catania nel corso del nostro Sicilia 24 Focus. L'ospite di oggi dell'approfondimento curato da Luca Ciriberti sarà l'amministratore delegato di SAC Nico Torrisi, un'occasione per replicare al richiamo dell'ANAC di cui abbiamo parlato per l'appunto nel servizio che avete appena sentito, ma anche per fare il punto sulle nuove polemiche che sono state sollevate dal sindaco Trantino in merito alla gestione dell'emergenza che ha portato alla chiusura dello scalo di Catania a metà luglio e fino alla prima parte di agosto. L'appuntamento lo ricordiamo alle 14:30 su Telecolor e in streaming anche sulla siciliaweb.it. Potete interagire attraverso WhatsApp inviando le vostre domande o i commenti al numero 342 745 5005. Restiamo a Catania, le nostre telecamere adesso vi mostrano altre telecamere, quelle non funzionanti installate in via Fondo Romeo 3 anni fa per fronteggiare l'emergenza rifiuti. La seconda puntata di Catania Sporca è un concentrato di inciviltà e malamministrazione. Ecco lo scempio, come dicevamo, di via Fondo Romeo. Tonino De Mana. Una discarica videosorvegliata qui in via Fondo Romeo a Catania. Succede anche questo e guardate alle mie spalle l'enorme distesa di rifiuti, scarti di ogni tipo, Eternit, legname e tutto questo sotto una telecamera o più telecamere fatte installare dal comune di Catania che, a giudicare dalle immagini, però servono a poco se non a nulla. Lo scempio è servito, per buona pace di quanti si erano illusi che attivando la videosorveglianza il problema sarebbe stato risolto. Ed invece no.
Dopo un breve periodo di onorata carriera, erano state attivate sotto l'amministrazione Pogliese, tutto è tornato come prima ed anche peggio di prima, con l'aggravante che sono stati spesi tanti soldi pubblici. La seconda puntata della nostra inchiesta, che abbiamo battezzato Catania Sporca, è un atto d'accusa a tutti, da chi deturpa il territorio a chi dovrebbe preservarlo e comunque vigilarlo. Vi proponiamo lo stralcio di un servizio andato in onda nel settembre 2020, quando era in corso l'installazione delle telecamere che da lì a poco sarebbero entrate in funzione. Le telecamere che verranno collegate direttamente ai sistemi informatici della Polizia Municipale, cercando di mettere fine a questo fenomeno. È la prima volta che un'amministrazione fa qualcosa di concreto, di tangibile nella lotta all'inciviltà e al fenomeno della discarica abusiva. A distanza di 3 anni, ecco lo scenario che si presenta ai nostri occhi e alla nostra telecamera, quella sì, che non si è mai fermata e ha sempre documentato le scene di degrado che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Scarti edili, vetri di ogni tipo, tanta plastica che finisce direttamente nel torrente Aquicella che poi naturalmente sfocia nei pressi della playa. Dulcis in fundo, ci spostiamo in via Palermo per mostrarvi l'ingresso dell'istituto scolastico Cannizzaro. La scuola sta per cominciare e questo è il biglietto da visita per alunni, genitori ed insegnanti. E di scuola adesso parliamo con i vecchi ma anche i nuovi problemi che affliggono per l'appunto il mondo che ruota attorno alla scuola. Domani comincia ufficialmente, riaprono ufficialmente le scuole, non comincia l'anno scolastico ma si torna comunque con le prime assemblee con i collegi dei docenti e a tenere ancora una volta a banco c'è la questione della carenza degli organici e tra l'altro poi è previsto anche entro il 2024 il ridimensionamento con 100 istituti in meno. Simona Mazzone. C'è grande preoccupazione nel mondo della scuola che l'1 settembre apre i battenti, mentre sui banchi in Sicilia gli alunni, come da calendario regionale, torneranno il 13 settembre. Nel 2024 nell'isola ci saranno 100 istituti in meno. L'allarme è stato lanciato dalla CGIL che denuncia una riduzione dell'autonomia scolastica sul territorio. Si dice spending review, ma si legge riduzione dell'offerta formativa, che è cosa ben diversa dall'economia e dalla necessità di risparmio. Sulla cultura non si può stringere la cinghia. E sottodimensionamento fa rima con accorpamento, che non è sempre un bene, secondo la FLC CGIL, perché la conseguenza è l'aumento del gap sulla gestione del personale, ad esempio, ma anche le difficoltà a contrastare la dispersione scolastica. Resta sempre in piedi poi il grande precariato. Sicuramente quello del precariato, il che non consente ai dirigenti scolastici di avere un organico sia di personale docente che ATA uguale a quello dello scorso anno e quindi viene a mancare quella continuità didattica e lavorativa. Sono 675 lavoratori del personale ATA immessi in ruolo in Sicilia a fronte di 1.862 posti disponibili in organico di diritto, cioè che ha un contratto a tempo indeterminato, solo il 36%. Oltre ai 2.338 posti in deroga sempre di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, cosiddetto organico di fatto, cioè supplenti. Ancora più grave, denuncia il sindacato, è la questione dei posti di insegnante e di sostegno in Sicilia, che a fronte di poco più di 26.000 posti assegnati, solo la metà è in organico di diritto, quindi con docente titolare, e il resto, oltre il 46%, è invece in deroga, ovvero assegnato a docenti precari. A Catania Cub Scuola denuncia la grave carenza di docenti di sostegno a fronte di un esercito di precari ai quali viene negata la stabilizzazione, penalizzando di fatto tutti quegli studenti che hanno diritto all'accompagnamento, tanto che il sindacato ha preparato un esposto da presentare in procura. Adesso ci fermiamo, torniamo subito dopo con le altre notizie del giorno. Rieccoci di nuovo in studio nel giorno del 50° compleanno. Siracusa ricorda Lele Sceri, il giovane Parà ucciso 24 anni fa nella caserma Gamerra di Pisa. Inizialmente si parlò di suicidio, poi di omicidio, con le prime condanne arrivate proprio lo scorso 13 luglio. La città non lo dimentica ed oggi a Palazzo Vermexio è stato esposto uno striscione. Sentiamo il servizio.
50 anni fa come oggi nasceva Emanuele Scieri. Per gli amici Lele, Parà trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto di 24 anni fa. Familiari ed amici non lo hanno mai dimenticato. Sono stati loro i primi ad opporsi alla versione del suicidio. Lele aveva tanta voglia di vivere, non si sarebbe mai tolto la vita, hanno urlato più volte. Tante manifestazioni, striscioni per chiedere giustizia e proprio oggi, in occasione del compleanno di Lele, ne hanno esposto uno sul balcone centrale di Palazzo Vermexio. I segni sul corpo di Lele, ritrovato 3 giorni dopo la scomparsa, apparvero subito incompatibili con il suicidio. A notarlo fu il medico legale arrivato lì con i familiari del giovane, ma nonostante tutto l'ipotesi omicidio venne accantonata. Un comitato ed una commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dalla siracusana Sofia Amodio nel 2015 portarono la procura di Pisa alla riapertura delle indagini. Anni e anni di analisi per tornare a parlare di omicidio. Gli investigatori hanno ristretto il cerchio su 3 ex caporali: Alessandro Panella, Luigi Zabara ed Andrea Antico. Lo scorso 13 luglio per i primi 2 è arrivata la sentenza di condanna di primo grado a 26 e 18 anni di carcere. Ma l'11 ottobre ci sarà un'altra udienza. Quando verrà celebrata la prima udienza del processo d'appello in relazione invece all'assoluzione di Andrea Antico, altro caporale accusato di omicidio, e dei 2 appartenenti alla cosiddetta catena di comando, Celentano e Romondia, accusati di favoreggiamento. Intanto Lele Scieri, che prima della leva obbligatoria si era laureato in giurisprudenza, continua a vivere nei ricordi e nei cuori di chi gli ha voluto bene. Pagine, è saltato il concerto di Loredana Bertè previsto ieri sera alla Villa Bellini di Catania. L'artista, come si legge in un comunicato diffuso via social dalla stessa Bertè, avrebbe avuto un malore. Sul palco si è esibito il suo gruppo con Aida Cooper, voce solista. Mi trovo a Catania da ieri, ho fatto un viaggio in traghetto per poter raggiungervi e per poter raggiungere Villa Bellini. Sarebbe stata una perfetta conclusione per questo tour, si legge sul profilo Facebook della Bertè. Purtroppo però non sono stata affatto bene, con un riacutizzarsi dei miei problemi gastrointestinali di una forma influenzale che mi lascia senza forza e soprattutto senza voce. È con estremo rammarico che devo rinunciare e devo annunciare l'annullamento del concerto di Catania. L'organizzazione ha chiarito che i biglietti acquistati saranno rimborsati a chiunque ne farà richiesta nei circuiti di prevendita dove sono state per l'appunto acquistati. Adesso facciamo un'altra sosta e poi un'ampia pagina sportiva. E adesso siamo allo sport. Per il Catania e vigilia di campionato, soprattutto una vigilia di esordio in campionato per il ritorno tra i professionisti del club rosso-azzurro. Ci sono numeri da record per la sfida di domani contro il Crotone al Massimino e per l'appunto nella giornata di domani si chiude anche la sessione estiva del mercato con gli etnei che potrebbero essere ancora protagonisti. La dirigenza è a caccia di altri 2 rinforzi. Sentiamo il servizio di Marco Carli. L'attesa è quasi finita e dura dallo scorso 17 maggio, ultima partita col Brindisi della Pool Scudetto dopo la promozione in Serie C, che finalmente sta entrando nel vivo perché il Catania è pronto per dare l'assalto al campionato. L'avversario dei più scomodi, il Crotone, ha trascorsi importanti negli ultimi anni ed un ruolo comunque da protagonista per il prossimo torneo, lo stesso che avranno gli etnei per intenderci. L'attesa, si diceva, la testimoniano i numeri della campagna abbonamenti e non solo, anche quelli del botteghino per la singola partita. Sarà già una presenza da record quella dei tifosi per il match del Massimino. Ne sarà felice Pelligra, che ormai conosce da tempo il legame che condividono i tifosi con la squadra. Una responsabilità in più per i giocatori che scenderanno in campo. L'11 è in parte già fatto: Olivieri in porta, in difesa la Pisarda con Quaini e Curado e a sinistra Mazzotta, Ladinetti, Rocca e Zammarini a centrocampo, maggiori dubbi in attacco. Chiricò e Marsura favoriti sugli esterni, ballottaggio fra Sarao e Di Carmine davanti con il primo favorito. Mercato, il direttore sportivo Laneri continua a seguire la strada che porta a una mezzala sinistra
Le ultime ore della finestra estiva in tal senso sono importanti perché possono sciogliere gli ulteriori dubbi rispetto a giocatori che svincolati devono scegliere prima della chiusura il loro futuro. Il Catania è pronto. Tanti nomi fatti ultimamente, da Ronaldo, con smentite sia da Vicenza che da Catania, a Gomelt fino al poliedrico Biondi. Ma attenzione alla sorpresa, davanti ritorna anche il nome di Bidawi, ma non ci sono conferme ufficiali. Uscite, si cerca la sistemazione per Giovinco e può andare via anche Somma perché il Catania si sente coperto al centro con il Jolly Castellini. Un altro adattabile a più ruoli, anche se nasce esterno, è Liotti, che può nuovamente entrare nel mirino. E proprio in vista della partita di domani al Massimino, per consentire ai tifosi che assisteranno al match con il Crotone, l'amministrazione comunale ha deciso di prolungare l'orario d'esercizio della metropolitana. Ultime partenze metro da Nesima alle 22:30 e da Piazza Stesicoro alle 23. Questo lo rende noto il Comune in un comunicato nel quale dice che è anche possibile utilizzare in alternativa il servizio sostitutivo Metro Shuttle dall'orario di chiusura della metropolitana sino alle ore 2 di notte. Questo ovviamente avviene in ogni fine settimana, venerdì, sabato e domeniche. E adesso siamo invece al Palermo, il club rosanero è scatenato sul mercato, oggi sarà ufficializzato Di Francesco, in arrivo anche Koulibaly dalla Salernitana. Marco Gullà. Un mercato per la Serie A. La carta d'identità del Palermo è chiara, la società rosanero vuole centrare la promozione in massima serie. L'ultimo colpo è quello che arriva da Salerno, Mamadou Koulibaly, centrocampista di qualità e quantità. Il Palermo ha già trovato l'accordo con la Salernitana e con il calciatore. Oggi, prima del gong della sessione estiva, previsto per domani, sarà anche il giorno di Federico Di Francesco, ormai virtualmente rosanero. Di Francesco sarà a disposizione di Corini probabilmente già per la partita di sabato in casa contro la Feral Pisalò. Presentato anche Liam Henderson, che ha già esordito nel match vinto dal Palermo a Reggio Emilia. A mia età io ho detto al mio agente io ho bisogno una piazza come Palermo, tifosi come Palermo, io sono veramente felice di essere qui. Rosanero che proseguono il lavoro in vista del match di sabato. Corini sta valutando se cambiare qualcosa in formazione, ma è molto probabile che si vada verso la conferma dell'11 del Mapei Stadium con il tridente formato da Di Mariano, Brunori e Insigne. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere rimasti con noi, auguro a tutti voi una buona giornata.